Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi lo abbiamo annunciato all'interno dei nostri telegiornali, avete visto i servizi. È una giornata triste oggi perché registriamo l'ennesima vittima della strada. Una ragazza, una giovane studentessa dell'Università di Catania, stava attraversando nei pressi della circonvallazione, è stata prima investita da uno scooter, poi insomma, ha ricevuto il colpo probabilmente mortale, non entriamo insomma nei dettagli, da un'auto che sopraggiungeva e veloce. Allora si riapre il tema delle strade pericolose, delle vittime della strada, il tema di come deve essere gestita una questione del genere. Il tema è quello che tutti vorremmo, cioè non vedere più vittime che muoiono ovviamente sull'asfalto, perché questo asfalto insanguinato diventa, appunto, come recita il titolo della nostra trasmissione di oggi, diventano strade mortali. Allora, se volete potete scriverci già adesso. 342 745 5005 è il numero del nostro Focus, della nostra linea WhatsApp. Scriveteci se volete intervenire nella trasmissione di oggi. Stanno arrivando già tanti messaggi, inutile dirlo perché il tema ovviamente appassiona. Ne discuteremo oggi con l'assessore comunale alla viabilità, assessore Alessandro Porto. Buongiorno Alessandro, abbiamo in collegamento Sant'Asciuto, che è rappresentante dell'Associazione Italiana Vittime sulla strada, vittime della strada, ma è soprattutto una mamma. Eccola qua, vediamo, tra un po' la risistemeremo in collegamento. È soprattutto una mamma che ha perso la figlia in un incidente stradale. Tra un po' ci racconterà anche la sua storia. Stiamo sistemando il collegamento. Intanto parlo con l'assessore Alessandro Porto. Ovviamente questa è una questione che distrugge una famiglia, ovviamente, alla quale vanno le nostre condoglianze, ma è un tema che chiaramente apre, come dire, scenari, no? In questa città. La circonvallazione, si è discusso tante volte, è un'arteria pericolosa, si muore. Questa ragazza stava attraversando, adesso lo vedremo anche con le immagini che è andato a registrare oggi il nostro collega, stava attraversando sulle strisce pedonali, quindi non era fuori, diciamo, dalla soglia di attenzione che avrebbero dovuto avere in quel momento gli automobilisti e chi percorreva quella strada in ciclomotore, come in questo caso. Io innanzitutto fare le mie condoglianze, che credo possa rappresentare da parte di tutta la Giunta e il Consiglio Comunale, condoglianze alla famiglia che certamente, avendo appreso la notizia, sarà affranta, distrutta. Perdere una figlia a 19 anni è certamente una notizia che non potrà mai come dire, superare nessun dolore e nessuna giustificazione. È chiaro che noi dobbiamo anche però attenzionare quello che chiaramente è un problema invece di chi guida. Noi dobbiamo evidenziare soprattutto responsabilizzarci quando guidiamo i mezzi che mettiamo a rischio gli altri. Chi guida deve rispettare le regole, non deve guardare il telefonino, deve rispettare la velocità. Codice della strada, sulla circonvolazione la velocità è di 30 km/h. Chi percorre la circonvolazione può notare che ci sono anche segnaletica di controllo della velocità. L'asfalto era stato fatto da poco, le strisce pedonali erano state pitturate da qualche giorno, quindi noi dobbiamo ritornare, secondo me, forse iniziando dalle scuole, iniziando con i ragazzi, a portare avanti quella che invece era l'educazione stradale. Si faceva tantissimi anni fa. Il sindaco è stato promotore di alcune iniziative anche durante la campagna elettorale di coinvolgere i ragazzi e responsabilizzarli, e anche ha continuato il suo percorso inaugurando delle piazze e affidandole ai ragazzi stessi che si sono sentiti responsabili. Quindi il problema di iniziare anche dall'educazione stradale, dalle scuole, secondo me è uno dei principi dove deve iniziare questo percorso. Allora, intanto il messaggio del sindaco stamattina, insomma, che ha fatto attraverso i social, dice: mi sento svuotato perché prima del domani dei nostri ragazzi viene il loro presente, non può essere infranto a causa di altri. Scrive appunto in questo post: adesso è il tempo del silenzio, ma chi guida una città
città ha il dovere di capire come evitare che accada di nuovo, quindi già una presa d'atto, insomma è un impegno in qualche modo dell'amministrazione comunale rappresentata qui oggi da Alessandro Porto. Io vedo in collegamento, eccola qua, Santa Asciuto, che saluto. Buonasera. Buonasera, allora l'abbiamo presentata come rappresentante dell'Associazione Italiana Vittime della Strada, ma abbiamo detto anche in premessa, lei è vittima in qualche modo di secondo livello dei pirati della strada, no? Santa Asciuto? Ha perso una figlia qualche anno fa proprio per un incidente stradale. Non sento bene. Dico, ha perso una figlia a causa di un, sì, è stata comportamento. travolta tornando a casa dopo una serata insieme alla sorella gemella che erano state a Capo dei Greci. È stata travolta da un'auto guidata da una persona completamente ubriaca e in eccesso di velocità. Non riesco a dirle con certezza se era anche sotto effetto di sostanze psicotrope, perché questo esame non è stato fatto, quindi io non lo escludo, però non ho la certezza. Senta, signora Asciuto, cosa ha provato diciamo, nel leggere oggi l'ennesima notizia di una ragazza che muore sulla strada, una ragazza giovanissima? Ovviamente è un ritornare indietro in questo percorso che è infinito, perché molti diranno il tempo, la vita continua, ma in realtà non è così, passa soltanto il tempo, perché si è drasticamente fermata la nostra vita. Noi, la nostra famiglia ne è uscita profondamente devastata. Oltretutto lei consideri che mia figlia era gemella con un'altra ragazza e quindi lei lo sa il legame che si crea fra i fratelli gemelli, che non è indifferente, e quindi questo legame profondo di cui mia figlia ha dovuto fare a meno. Mia figlia era una studentessa universitaria, erano andate a festeggiare. L'ultima materia per lei della facoltà di medicina le rimaneva soltanto la tesi e l'altra invece si era appena laureata. Quindi è il crollo totale di tutte le promesse della vita, quindi la progettualità che viene compromessa per tutta la famiglia. È terribile, un racconto veramente che ci porta indietro nel tempo, perché poi io ho ricostruito anche l'incidente, no, che è stato 7 anni fa, insomma anche lì davvero poi è stato tra l'altro a pochi giorni di distanza da un altro incidente che si è portato via un'altra ragazza e credo conoscesse anche sua figlia. Però No. tornare indietro. Nel tornare indietro, signora Asciuto, perché abbiamo il tempo ovviamente per focalizzarci su quello che è l'argomento di oggi, queste strade mortali. Leggo un po' di messaggi che arrivano al nostro telefonino. Allora, qualcuno ci dice, eccolo qua, chi ha ristrutturato la circonvallazione in questo caso andrebbe denunciato perché è stato eliminato il cavalcavia, che era quello che consentiva... Condivido pienamente. Era quello che consentiva ai pedoni di attraversare la strada. Proprio stamattina, poi le testimonianze, no? Proprio stamattina un ragazzo nella circonvallazione è arrivato dietro la mia auto a velocità, sgasando, strafatto alle 9:30 del mattino. Quando sono riuscito ad affiancarlo mi ha guardato ridendo, quindi insomma questo atteggiamento anche in qualche modo sbruffone di chi va in strada. E poi altri messaggi che ci dicono la circonvallazione, c'è il limite, non lo rispetta nessuno alla circonvallazione, proprio come dire, riprendendo le affermazioni dell'assessore Porto. L'asfalto rifatto, ci dice qualcuno, in qualche modo aiuta queste persone a correre ancora di più, perché vengono, come dire, trovano una strada bella lineare e quindi si aumenta la velocità proprio perché l'asfalto lo consente. Poi dove sono finite le sopraelevate che ci chiedono in tanti, quindi riferimento anche, come dire, non solo al ponte sopraelevato ma anche, come dire, a queste specie di cunette, no, che rallentano in qualche modo in zone pericolose anche la velocità degli automobilisti. Insomma questo è il tema, no? Voi associazioni vittime della strada, insomma raccontate le vostre esperienze, ma ne sentite tante altre. Che cosa chiedete voi in questo caso?
Allora, intanto dovrebbe esserci un minuzioso controllo da parte delle forze dell'ordine e una rieducazione soprattutto degli adulti, perché vede, io sono un'insegnante di scuola elementare e riesco a sensibilizzare i bambini su questi argomenti. Il problema è che poi da scuola trovano degli esempi di adulti, quindi nei loro genitori, che è completamente diverso da quello che noi diamo a scuola. Quindi la rieducazione deve essere fatta a cominciare dalla famiglia. Dopodiché non si può ottenere una patente di guida con meno di 3 mesi. Secondo me ci vuole almeno un anno per conseguire una patente, affinché questi ragazzi capiscano che quando si prendono una macchina nelle mani in realtà hanno un'arma, perché dentro la macchina non si ha più la percezione dell'altro, e neanche quando si è sul motorino. Perché noi parliamo di questo incidente dove la ragazzina è stata prima travolta da un'auto, da una moto e poi da un ciclo e poi da un'auto. Stiamo vedendo le immagini in questo momento della zona stamattina. Oltretutto il problema sta proprio lì, che in viale Andrea Doria il limite di velocità è 30, è quello che si deve fare capire alle persone, e io mi rivolgo agli adulti, perché le ripeto, i ragazzi sono sensibili da questo punto di vista, devono rispettare, se non sono gli adulti che danno l'esempio, come si può pretendere che un ragazzo di 18 anni, 16 anni, 20 anni, quello che rispetti la regola? Allora, io mi metto, guardi, però dico anche un'altra cosa, sulla circonvallazione ora oggettivamente, guardo anche l'assessore che faccio intervenire, oggettivamente un limite di 30 km/h è eccessivamente lento. Questa è una strada, insomma, che è appunto una circonvallazione, quindi che deve smistare il traffico. Dico io, ma non c'è un modo per rendere sicura questa arteria, almeno negli attraversamenti, dico, dei pedoni o di chi vi transita, dico, senza penalizzare poi ovviamente il traffico? Voi capite bene, dico, questa è un'arteria che a 30 km/h paralizzerebbe il traffico dell'intera città, o sbaglio, assessore? Ma il limite è 30. Innanzitutto Andrea Doria è 30. Sì, no, capisco, dico, però anche questo non crede che sia in qualche modo sbagliato? Dico, qualcuno ci scrive, fate come a Ginevra, strade videosorvegliate e sanzioni severe subito da parte della polizia che mappa. Quello sarebbe il massimo, ma anche poi da parte vostra dovreste usare un linguaggio diverso. Io proprio mi rivolgo ai giornalisti. Oggi ogni articolo che ho letto parlava di auto che ha travolto la ragazza, motorino che ha investito per prima. Non dovete umanizzare i mezzi di locomozione che praticamente fanno commettere questi delitti, perché sono dei delitti. Perché chi ha travolto la ragazzina in prima battuta è stato un ragazzo che portava il motorino e poi un automobilista che portava un'auto. Umanizzando i mezzi che causano questi incidenti non facciamo altro che scagionare già al 50% chi si rende responsabile di determinati danni, perché questo è un danno incommensurabile. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Guardi, cercheremo di seguire anche questa sua come dire, sollecitazione. Le parole sono importanti, ha ragione. E in questo caso le parole hanno un peso e dobbiamo imparare a usarle, perché in questo modo si porterà avanti una rivoluzione culturale secondo cui un incidente non è più un incidente ma un omicidio stradale e chi lo causa è un assassino. Dobbiamo parlare, dobbiamo dire, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno. Guardi, leggo tante altre testimonianze. Il 9 ottobre, poi do la parola a Alessandro Porto, il 9 ottobre anche i miei figli sono stati lasciati a terra, scrive così, da un'autovettura che ha fatto inversione a U davanti all'istituto Enrico Fermi. Stiamo parlando di via Passo Gravina, quindi che è una strada nella quale passa anche il BRT, insomma, con dei cordoli. Ancora con tutta la targa si cerca il colpevole perché è straniero. Ovviamente, siccome siamo a Catania,
la telecamera comunale non funzionava e il colpevole gira ancora indisturbato. Speriamo insomma che i figli stiano bene. Basta mettere i tutor per risolvere queste questioni. E poi qualcuno dice l'uso indiscriminato di smartphone nonostante, nonostante la legge ormai lo punisca con il nuovo codice della strada. Eccolo qua, come mai non si mettono le cunette dove ci sono le strisce e i semafori? È facile farla diventare più sicura se ci sono i dossi più alti. E in effetti questi dossi incentivano, no? Se non altro per queste persone che non si curano dei pedoni ma si curano prima delle loro auto, per non distruggere le loro auto, rallentano in qualche modo, no? Sono disincentivanti. Ciliberti, io credo che quello che ha detto la professoressa è importante e soprattutto ci deve servire anche per riflettere e analizzare bene le cose. Le parole che noi utilizziamo sono fondamentali. Io per esempio ringrazio anche il momento per poter rilanciare quella che è stata una difesa fatta da me, dal comandante per esempio dell'autovelox alla circonvolazione, no? Era stato più volte richiesto di rimuovere l'autovelox perché si riteneva invece che il limite della velocità per chi andava a lavorare in ospedale era poco, perché 30 km o 50 km orari sono pochi, perché chi chiaramente vuole poi recarsi a casa dopo il lavoro magari vuole andarci in fretta. Quindi come vede le cose bisogna sempre vederle dalla giusta prospettiva. Per quanto riguarda io credo che questa amministrazione ha iniziato un percorso sia con la pedonalizzazione ma anche con la mobilità e soprattutto anche con la viabilità. È chiaro che sono da 3 mesi in giunta, è chiaro che il percorso è un percorso che ci deve portare a ragionare non sulla singola via, perché sarebbe un grande errore, perché noi abbiamo via Vincenzo Giuffrida, abbiamo viale Fleming, noi abbiamo diverse strade, esatto, che possono essere rischiose, che portava un passeggino. Ma abbiamo anche viale Vittorio Veneto, via Vincenzo Giuffrida per esempio, ci sono le strisce pedonali rialzate e tutti quanti la sera possiamo constatare come le macchine scorrono in maniera, come dire, inadeguata, molto più veloce rispetto a quella che chiaramente è la velocità che invece bisognerebbe rispettare. Io sono dell'idea che bisogna invece iniziare e ritornare con l'educazione stradale. La voglio sottolineare questo aspetto perché, professoressa, è vero che dobbiamo educare i ragazzi, ma spesso oggi, anzi soprattutto oggi, sono i ragazzi che educano i genitori, e oggi le cose sono cambiate anche perché con i social i ragazzi conoscono meglio di noi quelle che chiaramente sono le problematiche e sono le possibilità e le soluzioni. Quindi se noi partiamo dai ragazzi, come ha fatto il nostro sindaco all'inizio su tante tematiche che in effetti abbiamo avuto riscontri positivi, secondo me il percorso è giusto. Poi chiaramente l'amministrazione farà il suo percorso, elaboreremo anche quello che chiaramente è previsto nel piano, sia nel piano generale del traffico sia nel PUDM, quello della mobilità. Chiaramente prevederemo delle soluzioni, delle migliorie che chiaramente comportano delle tempistiche, ma che non possono essere solo viste dal punto di vista singolare del problema della circonvolazione o del problema della via Vincenzo Giuffrida, come abbiamo detto poc'anzi. Il problema va visto dal punto di vista generale e soprattutto, e ribadisco, e mi piace farlo, di partire con l'educazione stradale. Noi dobbiamo educare la gente a rispettare le regole, è la cosa più importante. Allora dobbiamo fermarci, prima di fermarci alla pubblicità, telegraficamente, poi magari ci torniamo. Un telespettatore ci scrive questo, mi rivolgo alla professoressa Santasciuto: la vera tragedia è che gli investitori, anche quando sono ubriachi, non si fanno nemmeno un giorno di galera. L'assassino della figlia della signora Santa ha preso 7 anni di condanna, ma non si è fatto neanche un giorno di galera. Come si fa a fare rispettare le regole così? È vero? Sì, neanche un minuto aggiungo, assolutamente. In realtà in prima battuta erano stati dati 7 anni, poi 5 anni, 2 mesi e 20 giorni e poi in appello 4 anni scarsi, e quindi quando si ottiene con il rito abbreviato una condanna inferiore o a 4 anni, in carcere non ci vai. Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi torniamo.
Allora, ritorniamo in diretta, stiamo parlando anche fuori onda con l'assessore Porto, insomma, su tante misure che ci sono, insomma, che si potrebbero attivare. Siamo veramente in chiusura, abbiamo pochi minuti per leggere un po' di messaggi, ma soprattutto volevo chiedere appunto all'assessore Porto, ma quella sopraelevata di cui tanti messaggi ci parlano, quel passaggio sopraelevato, perché è stato tolto? E perché non ci sono i rallentamenti, così come dicono? Per quanto riguarda il ponte, le motivazioni sono state: una, perché non c'era la possibilità dei disabili di poter accedere, e quindi il secondo perché, essendo via di fuga, dico, fu la motivazione che fu abbattuto il ponte del Tondo Gioieni, quindi chiaramente, infatti risale allo stesso periodo, non poteva essere lasciato chiaramente il passaggio pedonale, no? Perché se quella è una via di fuga viene riconosciuta come tale, è chiaro che non puoi, se demolisci il ponte del Tondo Gioieni non puoi lasciare il ponte di ferro pedonale, e quindi questa fu una delle motivazioni. Dico, al di là di quello che invece fu anche il discorso della mancanza degli ascensori, dico, ci sono diverse interpretazioni. Per quanto riguarda i passaggi pedonali rialzati, io ricordo, voglio ricordare a me stesso, che lì ormai c'è anche il pronto soccorso del Policlinico, che prima non c'era, e che chiaramente il rialzamento del passaggio pedonale comporta delle problematiche anche all'ambulanza, dipende anche dal tipo di intervento che viene fatto. Quindi bisogna, è giusto, e io sono convinto che i consigli, i suggerimenti che arrivano anche dai semplici cittadini, nonché dalle associazioni, che ringrazio sempre per quello che fanno e per tutte le segnalazioni che ci danno tutti i giorni, ma chiaramente ogni argomento va approfondito, perché, come mi piace sempre dire, le prospettive sono sempre diverse, quindi noi dobbiamo capire alla fine qual è il peggiore, il male minore. Allora, leggiamo un po' di messaggi velocemente e poi do la parola alla professoressa Asciuto. La stessa segnaletica stradale, orizzontale e verticale, deve essere ben visibile e ripetuta su tutto il tratto. Stiamo parlando della circonvallazione di Catania, ma stiamo parlando di tutte le circonvallazioni della Sicilia, non è da meno la circonvallazione di Palermo in questo senso. Però in questo caso, nel caso dell'incidente mortale di ieri, proprio in quel punto la segnaletica era stata rifatta da pochissimo, si vede anche nelle immagini che magari tra un po' rimetteremo in onda, le abbiamo già viste. Andiamo a vedere: quotidianamente percorro la circonvallazione, sistematicamente vedo moto che passano da una corsia di marcia all'altra, scavalcando la siepe che separa le due corsie, facendo inversione. Anche questo, diciamo, e questa è l'educazione stradale di cui parlava l'assessore Porto e la professoressa Asciuto. Circonvallazione ancora. Questo sul ponte pedonale lo abbiamo già spiegato. Fate un sottopasso, dice qualcuno, allora, perché come nelle grandi metropoli avviene, bisogna attraversarla questa per esempio, strada. Ecco, hanno vedete, fatto il sottopasso per le auto in Viale Fleming, per esempio, hanno dimenticato di fare il sottopasso invece pedonale, che sarebbe stata, diciamo, l'opera. C'è una foto che avevamo recuperato, se la riusciamo a ritrovare di completamento, con la regia. C'è il cartello in questo sottopasso del Viale Fleming, c'è il cartello che si vede, attenzione, pedoni, ma è solamente un sottopasso per le strade. Lo hanno evidenziato gli amici sui social di Lungomare Liberato. Eccolo qua, vedete, una delle tante pagine social che, diciamo, quando può riesce anche a sollecitare l'attenzione dei cittadini. Guardate qua, vedete, c'è quel simbolo che rappresenta il pedone, ma di fatto il pedone lì non può passare perché non ci sono marciapiedi. Poi molti chiedono i semafori pedonali, almeno potrebbero evitare. È stato fatto sulla circonvallazione un cosiddetto semaforo intelligente, cioè quello che illumina con la luce, ma è 100 metri prima. L'abbiamo fatto noi. Insomma, giustamente una moto, un SH 300 che raggiunge una velocità di 100 km/h nell'arco di qualche secondo, 100 metri giustamente può raggiungere una velocità che poi provoca quello che è successo. Allora, l'ultimo messaggio, ne sono arrivati tanti. Ieri sera, pochi minuti prima del fatale incidente, ho fatto questa speciale osservazione: strada scarsamente illuminata, e anche qui, insomma, il tema c'è. Professoressa Asciuto, insomma, i cittadini si accorgono, no, che c'è ovviamente poca attenzione nella prevenzione, quantomeno, poi c'è tutto il capitolo che si apre sul dopo, no, su come perseguire anche i famosi pirati della strada o chi commette gli omicidi stradali, perché oggi si chiamano così. Però, diciamo, sul tema della prevenzione si potrebbe lavorare veramente tanto, manca quello che diceva lei, no? L'educazione stradale.
Sì, purtroppo mi rivolgo continuamente a voi perché anche lei ha utilizzato in questo preciso istante un termine che enfatizza la figura di un assassino. Il pirata della strada non è un pirata, è un assassino. Parlate come dite come si chiama. Perché il pirata riporta anche a quelli che sono i racconti d'infanzia dove il pirata poteva essere anche un eroe benevolo. E quindi già al 50% scagioniamo questa persona responsabile di un tale delitto. E anche adesso io sto vedendo in sovraimpressione il titolo della vostra trasmissione Strade Mortali e io vi invito a cambiare questo linguaggio, perché la strada non è mortale chi la percorre senza coscienza. Le ripeto, le parole hanno un peso, quindi la rivoluzione culturale deve partire soprattutto dal linguaggio che viene usato quando vengono raccontati, descritti questi eventi, che non sono incidenti, perché l'incidente è tutt'altra cosa se noi vogliamo parlare dell'etimologia della parola, quindi l'incidente è qualcosa che capita al di là della nostra volontà, mentre al 50%, se non al 90%, un evento di omicidio stradale capita sempre per volontà umana. Questo deve essere sottolineato. Beh, anche questo non c'è dubbio, raccogliamo ovviamente anche questa sollecitazione. Certo che sul caso, poi sui casi specifici bisognerebbe riflettere proprio sul singolo caso. Io non lo so ieri cosa sia successo, ci possono essere state in mezzo tantissime componenti che ovviamente hanno causato... Fosse stata prudenza, condurre entrambi i mezzi e guardare oltre il nostro territorio, questi due ragazzi che attraversavano e se il signore che ha travolto la ragazzina avesse rispettato il limite, perché sicuramente non l'ha rispettato in quanto non lo rispetta nessuno, quello che dicevamo prima, no? Insomma, se ne sarebbe uscito con qualche frattura bella pesante, ma allora grazie Sant'Asciuto, non l'abbiamo sentita. Sono ipotesi, certo, sono ipotesi. Allora, grazie Sant'Asciuto per essere stata con noi. La coinvolgeremo perché la sua è una testimonianza importante e soprattutto un'esperienza importante che può dare una mano anche a far crescere questa città, ma in generale quest'isola sul tema della sicurezza stradale. Grazie anche all'assessore alla viabilità Alessandro Porto. No, grazie a voi perché dico, ci aiutate anche, come dire, a portare avanti questa idea dell'educazione stradale che secondo me in questo momento diventa importante, ma non dobbiamo dimenticarlo domani. Io a proposito di questo voglio dire una cosa: domani mattina per esempio in una scuola la polizia postale farà un incontro sull'educazione per esempio dell'utilizzo dei social per i ragazzi. Se noi questo lo estendiamo anche per l'educazione stradale, secondo me facciamo qualcosa di utile per noi e soprattutto per chi viene dopo di noi. Allora, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito sino a questo momento. L'appuntamento con il nostro Sicilia 24 Focus tornerà domani, ovviamente, sempre qui su Telecolor. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.